Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Si è risolto nel giro di 12 ore il giallo dell'omicidio del 22enne Antonio Russo. Ad uccidere il giovane, con 7 colpi di pistola 6,35, un suo amico, il 24enne Carmelo Megale, barbiere, che, braccato dalle forze di polizia, nella serata di ieri si è costituito ai carabinieri ed ha ammesso le sue responsabilità. Il movente dell'omicidio è la rivalità in amore dei due, che si contendevano una ragazza straniera. L'omicidio è avvenuto domenica, al culmine di un diverbio tra i giovani, davanti ad una pizzeria. Ci sono stati altri 2 arresti in seguito al ferimento della bimba rom di 9 anni nell'accampamento di Scordovillo. Le manette sono scattate per favoreggiamento per un altro zio della bimba, il 41enne Fiore Berlingeri, mentre ai domiciliari è finita la sua bisnonna, la 70enne Antonia Berlingeri. A decretare i 2 nuovi fermi il PM Domenico Galletta. A San Ferdinando un incidente ha riguardato un'altra bimba rom di 10 anni, ferita in modo grave da un cancello che le è caduto addosso. Un giovane siciliano ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina lungo la statale Ionica 106, in territorio del comune di Isola Caporizzuto, nel Crotonese. La vittima si chiamava Giovanni Ricolosi, 20 anni, nativo di Catania, ma da tempo residente a Verona. Il giovane si trovava alla guida di una Fiat 500 che procedeva in direzione nord, quando, per causa in corso di accertamento, da parte degli agenti della polizia stradale, è andata a scontrarsi frontalmente con un autocarro che proveniva dalla direzione opposta. Una nuova ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a carico di Domenico Gangemi, 64 anni, e Domenico Belcastro, di 48, con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso. I 2 sono ritenuti dagli inquirenti rispettivamente il boss e il luogotenente dell''ndrangheta a Genova. Gangemi e Belcastro erano state arrestate all'alba del 15 luglio in esecuzione del maxi decreto di fermo delle procure di Reggio Calabria e Milano, che aveva portato 300 persone in prigione in tutta Italia. Uno squalo tigre è stato avvistato nelle acque di Ciron Marina, a riferirlo l'edizione odierna del Quotidiano della Calabria. L'avvistamento c'è stato a circa 20 km dalla costa. Gli uomini delle capitanerie di Porto di Crotone hanno perlustrato l'area indicata, ma del pericoloso squalo non è stata trovata nessuna traccia. A luglio c'erano state altre segnalazioni da parte di turisti, ma anche in quell'occasione le ricerche hanno dato esito negativo. È servita una lunga giornata di incontri e di mediazioni anche a livello nazionale per sbloccare la situazione delle dimissioni del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa. Infatti stamane Raffa ha ritirato le sue dimissioni. È servita anche la telefonata del coordinatore nazionale del PDL, Denis Verdini. Oggi infatti scadeva il termine entro cui ritirare le dimissioni, altrimenti a Reggio Calabria sarebbe arrivato il commissario. È iniziata ieri la 13ª edizione di Yoggi Avant Folk, manifestazione estiva che trasforma la piccola piazza di Yoggi, frazione di Santa Caterina Albanese nel Cosentino, in un grande luogo per celebrare la musica etnica e popolare. Tante le persone intervenute che hanno ballato e mangiato il suono del folk rock. La rassegna continuerà oggi con Cardetto Street Band di Reggio Calabria e Sota Zero, gruppo proveniente da Barcellona. Ha stregato i numerosi fan dei Litfiba il concerto della reunion della band che si è tenuto ieri all'Arena Magna Grecia di Catanzaro. La band, composta da Piero Pelù e Ghigo Renzulli, artisti che hanno fatto la storia della musica rock in Italia, ha mantenuto le aspettative, dando vita ad un concerto davvero vibrante. Il 2010 ha segnato un anno importante per il Litfiba, tornati sulle scene dopo la separazione e con una gran voglia di fare musica. E nel concerto catanzarese questa voglia di stupire ancora è emersa, con il duo che ha proposto le maggiori hit della band, mandando in visibilio i numerosi fan accorsi a questo che è stato uno degli eventi dell'estate calabrese.